Eder. Mech. Pallister. Formiche carnivore, cinghiali, gatti, cani, lupi, volpi. Facciamo un esperimento insieme a Rossella Cirillo. Mettiamo della carne nel punto in cui Liliana sarebbe stata parecchi giorni e vediamo cosa accade. Degli animali. No, va, tranquilla. Aspetta, vediamo qual è la più potente. Questa. Vabbè, quella luce dovrebbe... Come dice Sterpin, qua hanno fatto un'autostrada. Dico, quella luce dovrebbe avere più paura loro, no? Sì. Dove la posizioniamo? Sì, sì. Qui. Sì, secondo me lì va bene. Questi non c'erano l'altra volta. Allora, un secondo, prendo i sacchi e i guanti. Scusa, lo posso dire un secondo, scusami. Prendiamo il primo sacchetto. Il metro. Sì. Ce l'ho qui. Così misuriamo anche il pezzo di carne. Allora, sto provando a aprire il sacchetto, ma non è facile con, ovviamente, con le mani, con i guanti. Però ipoteticamente chi ha fatto questa cosa probabilmente aveva guanti. Sì, diciamo che Per cui potrebbe aver avuto la stessa... col freddo e con Sì. questi guanti. Ma anche lì 14 certo non era freddissimo, però non era nemmeno caldo. Ma c'è un freddo stasera che è impressionante. Il vento non aiuta. Mi sa No. che... Vedete, è difficilissimo. Ma non riesco a staccarlo. Mi sa che mi devi aiutare tu con la mano. Lo sto aprendo dal lato sbagliato. Potrebbe anche essere, Ah. perché non vedo proprio l'apertura di là. Allora, qua in teoria è il fondo. Scusami. E qua dovrebbe esserci l'apertura, però. Sì, sì, ecco. Difficilissimo. Tieni. Allora, misuriamo il primo pezzo. Lo misuro da questo lato qui. È 14 e 3, diciamo. 14 e 3, sì. E da questo lato qui
siamo a 15,5. Lo mettiamo qui dentro. Non lo chiudi ovviamente il pacchetto, ok? Certo, Lo metti qui deve essere accessibile almeno da un lato. ok? Secondo pezzo più o meno siamo sulle stesse dimensioni. Sì, 14 e scusate, e 5. Sì, 14 e 5. Ora dobbiamo aprire anche questo. Questo è più facile, ormai. Avendo imparato dal primo, penso che ce la puoi fare. Non lo so. Ecco, diciamo che questa tipologia non è proprio la stessa identica, sono un Sì. po' più fini. Vabbè, Quindi, per quello che serve a noi vanno bene, naturalmente. Sì. Ecco qua. Mettiamo anche questo. Lo mettiamo un po' più giù questo. Ok? Sì. Certo, devi dare proprio lo spazio del corpo tra testa e gambe. Sì, ok? Certo, oggi c'è il vento. Metto un po' più giù il pezzo. Così. Quindi abbiamo un pezzo lì e un pezzo lì. Ok. Questo è l'albero Sì. da volare. Vabbè, qua ci sono questi, Ok. più chiaro di così non si può. Perfetto. Questo è il burrone. Andiamo, facciamo vedere. Sì, se lo inquadri con la torcia viene perfetto. Ok. Lì è dove l'hanno La portata, ex scena del crimine. diciamo per le prime Quando ispezioni. sono venuto c'era ancora la coperta termica gialla. Sì. Sì, quello sì. Anche se una volta che sei dentro non ti vede più nessuno. No, infatti è impossibile. Magari domani se veniamo che sta calando il sole facciamo Certo. la prova dalla strada e Di io quello te che la si porto vede, lì. sì. Magari la spengo adesso perché ecco. Facciamo passare 20 ore e poi torniamo a vedere cosa è successo alla carne che abbiamo lasciato all'interno dell'ex OPP.
Diciamo che volare laggiù non sarebbe l'ideale. Quindi questo barcetto qua così è sempre stato così? Allora guarda, È finita là? però credo che sia stato Il vento, sì, perché il vento è forte. Però lo vedo bello lacerato. Comunque va bene, per quello non è un problema, l'importante è il contenuto, non che si sia spostato. Fai una ripresa prima che lo... perché mi sembra lacerato. Questo è rimasto in... Ok, se lo vuoi aprire puoi farlo. Riprendilo, Aspetta un attimo. Noti formiche? No, Zoomando direi di no al momento. no. Zero. Guarda. Zero. Neanche all'interno del... No, sembrerebbe proprio di no. Neanche nelle foglie. No. Vediamo l'altro. Noi queste cose le lasciamo qua ormai fino a domani, Manca la carne. Cazzo. O Fulvio, Manca la carne ed è lacerato. o quindi è passato l'animale qua. Sì. No, guarda. C'è un taglio. Aspetta che lo riprendo. Ce lo portiamo questo. Questo è molto, molto indicativo questo fatto. Più indicativo delle formiche. In poche ore è arrivato un animale a prenderlo. Ma c'è una tana qui, vediamo un attimo qua. Perché è vicino, vedi? Era lì come. Vedi un Sì. attimo. Forse è un rattone, Cazzo, speriamo che non esce. Comunque se l'è mangiata perché non c'è. Questo qua l'ha preso perché era più vicino alla sua tana. Certo, ma domani si prende anche quello. Sì. Vabbè, la posizione. Ora bisogna vedere il ratto che alibi apre il 14 dicembre 2021. Invece ti faccio vedere un'altra cosa. E un altro rimasto lì.
Secondo la medium Gabriella di Portiglio, Liliana sarebbe stata tenuta all'interno di questo edificio che state vedendo adesso e addirittura a suo avviso ci sarebbe ancora qualche traccia della prigionia. Questo edificio all'epoca in cui Liliana scomparve non era recintato e quindi in qualche modo ci si poteva intrufolare. murati. Solo che dovremmo venire quando non ci sono lavori, se vogliamo provare a entrare. Ora, considerando il Palazzo della Medium, che è quello in giallo, c'è questo sentiero che parte proprio davanti e che potrebbe portare al punto in cui Liliana è stata ritrovata.
tranquillamente arrivare fino sotto. A parte che vedete, si può continuare fino a quell'edificio dove eravamo prima. Io ho scoperto un po' novità. Bella zona. Come avete visto, dopo 20 ore il primo sacco nero era danneggiato. Andiamo a vedere nello specifico che tipo di danni aveva riportato. Quindi il sacco si presenta così. Quindi c'è una lacerazione più grande, Ed alcuni più piccoli. due diciamo medio piccole qui e altre più piccole ai lati. Ce ne sono parecchie. E c'è anche un residuo di carne. Residuo di carne. Primo di formiche, naturalmente. Sì. E Non dentro c'è il sacco non traccia mi di sembra, insetti. infatti non c'era neanche lì. No, non c'è traccia di insetti. È come se fosse stato aperto, vedete? Questi sono 3, guarda. Questo sembra più un graffio, una zampa, ecco. Sì, si vedono le unghie, direi di sì. Ma unghie grandi, però. Sì. Proviamo a vedere se c'è qualche traccia. Se qui c'è qualcosa, ma anche qui vedi. Sì. Però qui intorno io non credo che sia un morso, io credo che sia Sono zampe, unghie. Però ci sono alcuni piccoli residui, ecco. Vediamo anche all'interno. Comunque non c'è traccia di insetti. Insetti non è, assolutamente niente. Ed ecco qua, ecco questa è l'apertura da cui probabilmente è stato asportato il pezzo di carne. Sì. No? Sì, perché è abbastanza grande. Sì, sì. La misuriamo anche. Vabbè, siamo all'incirca sui 10 centimetri, dai. 10,5. Sì. Mentre questi quasi 3 centimetri, questo 2 diciamo, e questi due piccoli taglietti, sì, presumibilmente queste sono unghie. Sì, a me dalla distanza e dalla forma sembrano unghie chiaramente. Va bene. La famosa cava. Micio, facci vedere la zampa. Mangia, guarda che grosso questo, grazie alla carne. Ehi, dove vai? Però sta andando secondo me a fare il pranzo. Alle frutte metto un riferimento a fianco e vediamo.
Cosa? Ma cosa c'è la Mecca qua vicino? Ah, guarda, guarda, vieni. La prendiamo adesso. Potrebbe essere. E fai anche una ripresa così con la posizione. Conviene che la prendi per capire di Sì. che animale è. La prendiamoci. Attaccate la foglia di terra poi. Poi vediamo un attimo, scusami. Era qui. Beh, Allora, il buco era qua. l'hai già fatta la ripresa alla vista? Sì, aspetta che la rifaccio per sicurezza. E anche per questo buco c'era ieri. Due volte che Beh, c'è essendo stato. coperto. Sembra una trappola più che un buco. Scusa, sono due volte che c'è in campo. Mm. La prendo? Sì, se vuoi sì. Vediamo se ci sono squarciata. Questa era molto di più. Totalmente distrutta. Ah, sarà stato il gatto di prima. Guarda, pezzettino rimasto. Formiche? No, Nulla. Aspetta. Lo fuoco. No, direi di no. allora ci sono presenti, vedi, sempre questi graffi, Con la stessa forma. vedi? E queste aperture più ampie. Ieri ce n'era solo una più ampia. Oggi l'azione è stata più decisa. Oggi 3 e 1, 2, 3, 4, 5 Sì, sì. soluzioni di continuo, dai, chiamiamole così. Verso qua quindi. Ieri era lì, oggi qui, comunque sempre verso i burroni. Sì, sì. La direzione è quella. Anche se poi una volta che è svuotata, questo è stato il vento che l'ha Certo, mandata verso di là. certo. Anche perché ieri sera ce n'era tanto. Sì, sì. Però tu quando siamo arrivati hai fatto una ripresa delle posizioni, giusto? Di Sì. dov'era? Sì, ok, grazie. Interessante comunque. Beh, ha ragione Serpino. Ha ragione il Serpino. Che se non è un cinghiale è un gatto, se non un gatto è una volpe, ma qualche animale passa sempre da qua. Improbabile che in tutti quei giorni non ne passa nemmeno uno. E forse anche 5 giorni sono troppo. Cioè, ne sono passati 2 in 2 giorni, 2 diversi. Devo rivedere la mia teoria allora. Abbiamo avuto, perché poi il fatto che non l'abbiano presi tutte e due ha dimostrato che l'animale è pure tornato. Ma quel buco invece non ne eri, io non ne ho visto. No, non mi sembra. A meno che non siano sotto le foglie. Cioè, non ci sono. Eh. Col ramo per vedere se. Sì. Però no. Guarda, anche sui rami non c'è presenza di Di formiche, no, no, non ci sono. Assolutamente. Mm. Non c'è proprio. Ma non ci sono neanche altri insetti. Eppure oggi la temperatura. Più su e meno. La temperatura oggi è gradevole, non è. No, oggi si sta in modo accettabile. Guarda, no, non ci sono proprio.
Non si là magari in quei rami? Dove? All'interno di quei rami lì? Li vedremo magari. Ma metti che sono di dietro. Ma sulle foglie ne vedresti qualcuno. Ma a occhio non ne vedo. Banalmente anche capire. Guarda che gran buco qua pure. Sembra un'entrata, Sì. no? Sì, perché là c'è. Là sembra continuare. È grosso questo però. Questa è una, se questa è una tana è molto più grossa. Sì, sa che c'è un po'. Questa probabilmente sì. Sì, sì, sì. Non è quella la poi magari con il tuo assistente speriamo che tutto animale se la facciamo così. Sì. Un attimo. Nastro. Sto guardando se anche qui ci sono degli insetti, feci neri come abbiamo visto. Non mi sembra proprio, guarda. Cos'è questa legata col filo? Una volta di questi c'erano di più qua da queste parti. Ok. Ah, era praticamente qua, qua entrava non la candela, il gambo della rosa. Questi li usava Sterpin. Ah, come quello che è ora Sì, sulla... Ah, sì, ok, sì, sì. perfetto. La rosa la metteva lì e restava qui più tempo. Ho capito. Ok. Qui c'è anche una bottiglietta. Comunque i sentieri principali sono quello e questo, Ma considerando che quello non è esiste. proprio vicino alle luci, alle case. Sì. Mm, Beh, quelli sono uffici, per cui a una certa ora poi sono chiusi. sì, no, certo, di notte. Di notte appunto non ci sarebbe quel problema. Però secondo me, infatti, Vabbè, l'accesso naturale è quello, che tu ti fermi un attimo fuori e scendi, come si è sempre detto. ascolta, comunque qua sono l'Epis non pervenuti. Non so dove se le sono sognate. O si sono estinte nel frattempo. Dice era là vicino, ma dove vicino? Questo nido deve essere là vicino, ma non si è visto. Diceva che era vicino Ma non se n'è vista una. Ma non c'è neanche la... Esatto, non c'è neanche la montagnetta. Forse le hanno sfrattate. No, ma... L'avremmo visto. Portata anche la caletta. Secondo te questo tronco è stato rosicchiato da qualche animale? Non sembra uno stato normale. Però potrebbe essere anche stato raschiato. Magari qualcuno a cui serviva qualcosa. Io ti giuro, mi volevo prendere un campione di formiche, porca miseria. Però, forse me le prendo anche. E anche una
noia così. Metto tutto qua. Io non ne vedo. Io qua non mi vengo a uccidere mai. Con tutta la fantasia che uno può avere. Non ci vengo qua. Siamo d'accordo su questo. Cioè, ma anche la location ha il suo senso. Certo, ma è una delle prime cose che anche io ho pensato, dico, ma che cazzo vale la merda? Dai, ma infatti. Cioè, poi una come lei che ci teneva. Ma certo, lo fai in un modo molto più rispettoso, pulito, nella merda, preciso. Nella merda, mi va- Soffri di meno, hai anche più garanzia di risultato se vuoi fare Ieri quello. Era questo, no? Cioè, scusami, boh. Scusa. No, tranquillo, mi sono arrivato in faccia. Oh, niente, scusa, ma anche il fatto di vedere un pezzo. Noi ci vogliamo sforzare No. adesso. Non ci stanno. No, è come se è stato ripulito. Cioè, questo infatti, guarda, prova a smuovere un po'. Che tu di solito quando ti siedi da qualche parte vieni invaso. Qui è come se non esiste forma di Sì, vita. magari d'inverno ce ne sono di meno, però No, almeno ma una ci formicina. deve essere qualcuno, certo. Allora, questo è perché l'esperimento l'ha condotto a marzo aprile. Certo, ma il risultato è totalmente falsato. Non ha senso, non fuori stagione. Queste erano già rosicchiate, immagino, se poi, ma tanto che cazzo mica sono fornite. È incredibile questa cazzo. Cioè, incredibile questo pure, Questo non è un gatto, lo mettete per il culo. No, dovresti dire che vai e ti... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.